sono da poco, mi piacerebbe essere di no. Tra l'altro Giovanni è segretario di consigliere per Teodolai studiare le sue inchieste, quindi non ho le mani di essere visibili, l'esamità mi ha essere di no. È un momento importante, questo è un momento molto importante in cui il Partito Sardo d'Azione celebra il suo congresso e soprattutto lancia in modo molto aperto e chiaro a tutte le forze politiche della Sardegna un richiamo a quello che è un valore fondante dell'unità. E questo richiamo all'unità come sia e vada colto un po' per tutti, e vada colto però concretamente, non a desire, a discutere senza arrivare a nessuno limite. Perché se c'è un limite in questo campo di identità, esiste il campo conservatore, esiste il campo democratico e esiste in Sardegna un campo identitario che, guardando i numeri anche elettorali, è un campo molto vasto, con possibilità di successi anche elettorali ancora maggiori, e quindi va organizzato. Va bene il Partito Sardo d'Azione, che è il partito guida, ha la bandiera che noi tutti riconosciamo come la bandiera simbolo della nostra nazione, ha messo in campo questa attività. Ma per tanto bisogna essere molto pratici perché bisogna fare un progetto di governo, non un progetto di attivismo verso qualcuno che ci governa dall'alto. Noi abbiamo le possibilità, le capacità, anche le forze umane e professionali per portare avanti questo progetto, quello che sia utile che lo mettiamo in campo, che lo mettiamo tutti insieme per verificare se concretamente ci sono queste condizioni. E le condizioni, guardate, che sono sulle cose concrete, sulle cose che si possono costruire e portare avanti, non sulle parole. Altrimenti diventiamo dei maniaci. Io faccio una metafora che mattina, la domenica mattina in orario di messa potrebbe essere anche un po' eccentrica, però parlare si diventa ad essere maniaci. È un po' meglio praticare, un po' come il sesso. È meglio praticare perché alla fine di parlare si diventa dei maniaci che si perde anche il senso della realtà. Noi portiamo avanti questa attività per quanto riguarda la base di dibattito molto avanzata, come se i nostri interni ci sono quelli che sono per l'indipendenza, altri che sono per più autonomisti, il nostro allora gruppo consigliare ha presentato una proposta di legge che potrebbe essere una base di discussione e di condivisione di tutte le forze identitarie, che vede una Sardegna comunità autonoma e che vede il Consiglio regionale come colui che